Renato Valusso, Friuli contro la crisi, insomma anche Udine deve stare molto attenta, no? Perché ci sono dei fronti aperti tra il Manzanese, la zona anche della periferia, sì. Anche qui non è che si sta passando un bel 2014, qual è la vostra ricetta? Ma di ricette non ce ne sono in realtà. Però praticamente cosa state facendo? Praticamente quello che vogliamo fare sono delle proposte alle istituzioni, sperando finalmente di essere ascoltate. Ad esempio già un pezzo che abbiamo chiesto un appuntamento alla Serracchiani e non solo. Voi siete di quelli che ribaltate i tavoli, no? Che non state lì ad aspettare, di quello che so. Ma ribaltare i tavoli... Non solo metaforicamente. No, non è che vogliamo ribaltare i tavoli, forse di più. Vorremmo effettivamente che si facesse qualcosa di concreto, ascoltando finalmente la cittadinanza, almeno quella parte di cittadinanza che si attiva, perché purtroppo c'è da dire, come ho già sottolineato altre volte, che esiste ancora una certa apatia, forse la maggior parte dei cittadini non ha ancora capito la gravità del problema che sta avanzando. Colgo l'occasione per dire, l'altro giorno sono anch'io disoccupato, almeno ufficialmente, perché faccio tante cose in realtà, all'ufficio di collocamento, che adesso si chiama da un pezzo poi Centro per l'Impiego, e ho ritirato questa domanda di adesione al progetto iniziative di lavoro di pubblica utilità. Allora adesso questa stupidaggine... Perché quanto ci mette per compilarlo? Ma per compilarlo si sta poco. Sta di fatto la prenderanno a lavorare? Sì, potrebbe essere, però sono 3 mesi a 450 euro al mese, cioè invece di fare queste stupidaggini, ripeto, che sono stupidaggini, creda, e buttare via così soldi pubblici, basterebbe mettersi a tavolino e organizzare delle forme di lavoro che effettivamente siano anche produttive, certo. Magari inizialmente occupando meno persone, ma poi col tempo la cosa può crescere, invece che perdere tempo con queste robe qua. Grazie a Renato Valusso.